Salve a tutti, Peraro Filippo, titolare della Canale Spurghi. Volevo presentare in questo video il furgone attrezzato per le video ispezioni. Allora, partiamo dalla piccolina intanto, che è una telecamera a 30 mm a colori, autolivellante, a batteria, che serve a ispezionare tubature da 40 a 80 mm per capire gli scarichi delle cucine, i livelli delle cucine. È montato con 20 metri di sonda, ideale per quello che deve fare. Questa invece è un po' più grande, un obiettivo da 60 mm che serve per ispezionare condotte di scarico di VC, condotte fognari civili, portati da batteria a colori, autolivellante, con zoom 60 metri di sonda. Poi c'è la grande, questo robottino motorizzato, sterzante, con elevatore che si alza e si abbassa, autolivellante, a colori anche questo, serve per le condotte più grandi, dal 150 fino al 1000. Tutte e tre queste telecamere sono munite di un sensore radar che con questo rilevatore riusciamo a individuare il punto esatto di dove è la telecamera per capire dove c'è la rottura, dove bisogna intervenire, dove c'è un pozzetto da tirare fuori.